Signore e signori, buonasera dal palazzo di Cadolin. È la sfida derby, l'ennesimo derby per Bassano che ne ha disputati millanta in questo inizio di stagione. Bassano contro Sandrigo. Praticamente i giallorossi hanno incrociato tutte le sfide di condominio, per così dire, meno quella col Valdagno, che lo richiamo anche qua. È in programma domenica 25 novembre alle ore 18, in quanto sabato il palazzo è occupato. Introduciamo anche il nostro analista tecnico Fausto Pozzan. Buonasera Fausto. Ciao Vincenzo, buonasera a chi ci ascolta, buon divertimento e buon hockey a tutti. E allora, mentre le curve stanno scaldando le ugole ed è un bello spettacolo di due tifoserie calde e appassionate, quella tradizionale del Bassano e quella di fresca nomina, per così dire, di Sandrigo, che però si è presentato in gran numero qua al palazzo, una matricola che vive sull'entusiasmo. Andiamo subito col annunciare le formazioni, o meglio i rispettivi organici. E allora Bassano nel cosiddetto roster presenta Mauro Dalmonte, Mattia Baggio, Filippo Menon, Nicolas Barbieri, Michele Panizza, Victor Crespo, Leo De Gerone, Andrea Scuccato, Diogo Neves e Davide Merlo. Ricordiamo Bassano da oggi sotto le insegne del nuovo sponsor Stema Hockey, Stema, azienda bassanese e quindi del territorio, specializzata in articoli e servizi per ufficio, quindi un abbinamento che Bassano ritrova dopo 2 anni ed è un segnale sicuramente positivo per il movimento cittadino. Per quanto riguarda Sandrigo, la formazione bianco-blu schiera Andrea Dalzotto, Giovanni Bordignon, Francesco Gasparotto, Alberto Pozzato, Marco Poletto, Giovanni Clodelli, Stefano Campagnolo, Federico Menin, Claudio Cacau, Cristian Gasparotto. Il tecnico è Alberto Vidale, mentre il tecnico giallorosso è ovviamente Massimo Barbieri. Ad arbitrare la sfida saranno Mauro Donato di Salerno e Alfonso Rago da Bari. E allora, per quanto riguarda questo duello, Fausto, Bassano si è sbloccato a Tiene con una prova perentoria nel secondo tempo e nemmeno tutto il secondo tempo, ha giocato ai suoi livelli. Sandrigo invece ha offerto sempre buone prestazioni, ma mai corroborate dal tesoro del risultato. È ancora una sfida di salvezza. Bassano ha la sessione addosso, Sandrigo meno, ma è il momento che anche Sandrigo provi a fare punti. Sì, dopo 4 giornate è già tempo di cominciare a guardare la classifica. Sandrigo viene da una prestazione sicuramente sfortunata in casa con Viareggio, forse ha ottenuto meno di quello che ha prodotto in pista. La sfida è stata anche condizionata da un'interruzione di gioco piuttosto lunga, l'infortunio patito dal portiere viareggino Leonardo Barozzi, che ha avuto un problema alla regione della rachide cervicale sul finire del primo tempo. L'incontro è stato sospeso per una cinquantina di minuti, è stato necessario attendere l'ambulanza per trasportarlo al vicino posto di pronto soccorso, ospedale. Sembra comunque che le condizioni di Barozzi non destino particolari preoccupazioni. Dicevo che Sandrigo sì, ha fornito una buona prestazione, ha avuto un difficile inizio di campionato quanto a sfidanti, perché esordio a Valdagno, seconda in casa dei campioni d'Italia, Lodi, alla terza la trasferta di Follonica. Era normale che Sandrigo potesse anche arrivare a questa sfida a quota zero, visto che comunque anche Viareggio era una formazione accreditata, anche se è arrivato a Sandrigo a quota zero, e quindi questa era forse la sorpresa in negativo. Questa sera sicuramente Sandrigo è qui per cercare di muovere la classifica e Bassano dovrà rituzzare gli attacchi della formazione sandicense di Alberto Vidale, che è un ex, come giustamente hai sottolineato. Esatto. Ma guarda, in questi casi si guarda certamente all'aspetto tecnico. Io adesso mi soffermo sull'analisi o sui risvolti psicologici, nel senso che se Bassano crede di aver risolto qualunque problema, tutte le sue difficoltà vincendo a Tiene, stasera ha già perso. Se invece affronterà il Sandrigo come se fosse una finale di Champions, andando di paradosso, allora ha possibilità di far valere la propria cifra tecnica. Sandrigo secondo me è molto più forte di quello che racconta la classifica, deve solo evitare di deprimersi qualora non arrivassero risultati ancora a stretto giro di posta, perché ha le qualità per riemergere e per riuscire proprio a girare la sua stagione. Manca pochi istanti all'inizio, andiamo
rapidamente con gli starting five. Bassano schiera Dal Monte tra i pali, gli esterni sono Nicolas Barbieri, Diogo Neves, Andrea Scuccato e Victor Crespo. Per quanto riguarda Sandrigo c'è Dal Zotto tra i pali, gli esterni in attacco sono Cacao, poi il numero 5 Alberto Pozzato, adesso Campagnolo e Clovelli. Campagnolo, altro ex di tanti ex della partita, Cacao, Campagnolo, Dal Zotto, lo stesso Vidale e anche Bordignon. E anche Bordignone, vero, cresciuto nelle giovanili giallorosse, e quindi è un duello tutto da godere. Allora, subito possesso di palla proprio con Pozzato cerca il compagno libero, lo trova in Campagnolo, giocatore che possiede una gran lecca dalla distanza, dove lecca chiaramente la poderosa botta da fuori. Allora vediamo Clodelli che al viziaccio del gol, in A2 gli capitava spesso, in A1 qualche volta, però è giocatore di livello. E c'è soprattutto, come piacevole, dico sorpresa, quella di Claudio Cacao, il brasiliano del gol con 10 reti, capocannoniere. Dico sorpresa non perché Cacao non sappia cosa vuol dire, tanto bella incursione di Crespo, non sappia cosa vuol dire fare gol, tutt'altro, ma siccome non è più un bimbo, avere questa prolificità in zona gol non è da tutti, e questo dimostra la qualità di Cacao, che tra l'altro è persona esemplare. Fausto, sfida equilibrata, cosa la può decidere a tuo modo di vedere? Si incontrano sicuramente la capacità del Sandrigo di variare le soluzioni, cioè dare la palla sotto per la deviazione di Claudio Cacao o comunque per andare ad attaccare la respinta, oppure il tiro da fuori di Stefano Campagnolo, che è anche bravo a fintare il tiro per cercare di servire l'attaccante brasiliano, che tra l'altro fin qui ha segnato anche 10 reti e quindi ha avuto un ottimo inizio di stagione. Poi si sta affidando sicuramente Sandrigo alle buone prestazioni di Andrea Dal Zotto, che ha iniziato il campionato con il piglio giusto, al di là del fatto che, ripeto, Sandrigo è ancora a quota zero, però ha avuto un calendario, ripeto, obiettivamente proibitivo. Beh, tra l'altro Dal Zotto l'hai citato anche tu, è un portiere, devo vedere, da uno per scelte sue, ha preferito giocare in A2 nelle ultime stagioni, ma ha esperienza, mestiere e qualità acclarate che a mio modo di vedere lo pongono sicuramente come un estremo da prima divisione. Seguiamo adesso l'attacco di Sandrigo dopo 2 minuti giocati, è Clovelli in possesso di sfera, Clovelli scambia con Cacao allarga il gioco per Campagnolo, che prova la conclusione da fuori, proprio confermando quello che era il copione che avevi anticipato tu, cioè la conclusione da fuori alla ricerca della deviazione, della spizzata di Cacao, dello stesso Clovelli, la botta da fuori di Barbieri, che ha trovato fiducia dopo il gol che Attiene della settimana scorsa. Barbieri non è proprio uno stoccatore conclamato, ma ha capito che quest'anno, se vuole elevare il suo percorso di crescita, deve cominciare a essere anche pericoloso in zona gol, se no finisce che gli avversari lo battezzano e vanno a raddoppiare su altri uomini più qualificati in zona offensiva, e questo sbilancia poi l'attacco di Bassano. Fausto, è chiaro che è una sfida che alla quinta giornata ancora non determina nulla, però il peso emotivo e dei punti che appunto iniziano a incidere si inizia ad avvertire. Sì, Bassano ha bisogno di trovare i suoi uomini migliori, e Andrea Scuccato in primis, e la continuità di rendimento di Mauro Dal Monte, dello stesso Diogo Neves. E Sandrigo ha bisogno di sbloccarsi, di muovere un po' la classifica. Vediamo questa trama offensiva con Claudio Cacao che viene ben affrontato in fase difensiva. Poi Bassano ovviamente ha sempre basato le sue prestazioni sulla solidità difensiva e deve assolutamente ripetersi in questa attitudine se vuole recitare una stagione che gli consenta di arrivare prestissimo in quota salvezza, e poi magari vedere che succede, se si può provare ad artigliare magari i posti utili per giocare i turni di playoff. Ma a mio modo di vedere Bassano è già a una svolta della stagione, nel senso, ha vinto Attiene schiodando un po' la faccenda e muovendo la classifica. Adesso ha 2 turni interni consecutivi, dove il primo, questo con Sandrigo, ha una valenza specificatamente in ottica salvezza. Riuscisse a centrare il bottino stasera,
poi col Viareggio in casa sabato prossimo potrebbe, in caso sempre di successo, si parla sempre in chiave ipotetica, potrebbe cominciare a ricalibrare gli obiettivi della stagione, magari modellando le proprie aspettative in proiezione playoff, ma è giusto muovere un passo alla volta e adesso seguire l'attacco di Bassano, che lo ricordiamo ha già vissuto un precedente in pre-season col Sandrigo, proprio nel torneo di Sandrigo è stato battuto in finale proprio dal Sandrigo in maniera netta, e quindi, se vogliamo, quello contava meno rispetto a stasera. Magari Bassano ha qualche motivazione di rivalsa in più questa sera, ma poi è chiaro, la pre-season conta come due di coppia a briscola quando in tavola denari. Esatto, esattamente così. E quindi adesso seguiamo l'attacco con Diogo Neves, recupera sfera Sandrigo, giocati quasi 5 minuti, 4:40, recupera pallina, attenzione, Crespo prova ad andare da solo, poi preferisce servire Barbieri e quindi far ripartire l'azione con un giro di palla perimetrale per quanto riguarda Bassano, che sta facendo circolazione oculata senza frenesia per provare a muovere la difesa di Sandrigo. Attenzione, Crespo, tra l'altro si è discusso tanto, almeno fino a Thiene, quando si è sbloccato del tutto Crespo con un importante tripletta. Crespo che ha quota 4 nella classifica marcatori, se non vado errato, e quindi sta procedendo secondo le sue medie. È chiaramente un giocatore diverso da Marc Julià. Marc Julià è più uomo d'area, Crespo è più universale. Ecco, tu come la vedi? Sono due giocatori differenti, hanno grandi qualità. Marc Julià è un giocatore in divenire, quindi ha margini di miglioramento superiori a quelli di Victor Crespo. Sì, Marco Julià secondo me è un giocatore da una tecnica individuale sopraffina, e poi è mancino e quindi questo crea ancora più imprevedibilità. E sicuramente l'anno scorso si è esibito in una stagione fantastica, perché 50 segnature non sono da tutti. Per quanto riguarda l'analisi di come è disposto il Sandrigo, è una squadra che non è conveniente affrontare quando il gioco si apre, perché ha delle capacità di ripartire velocemente con Pozzato, con lo stesso Clodelli. Pozzato e a Cacao un'ottima intesa, quindi forse il Bassano tenterei di controllare il gioco, non lascerei di aprire la partita, come si suol dire. Quindi è un'altra modalità tattica che Fausto ci ha anticipato e che ci aiuta a vivere meglio il match e soprattutto a respirarlo anche nelle sue sfumature tattiche. Attenzione, Scucato, gran giocata di Scucato, poi c'è un fallo commesso dal Sandrigo, il quarto fallo di Sandrigo è 0. Bassano andrà seguita anche la contabilità di penalità, perché 4 falli a 0 dopo 6 minuti e 30 già incidono in una precisa direzione di una gara che non è cattiva, ma giustamente Sandrigo cerca di arginare come può e come deve. Adesso siamo la punizione con Scucato sulla pallina, Scucato che si è reso protagonista di una giocata apprezzabilissima prima. Attenzione, è uno schema che poi non riesce, e per 2 volte fa fatica a ripartire il contropiede di Sandrigo, ostacolato accidentalmente dal pattino di Cacao. Adesso Cacao ancora in possesso di sfera, prova la conclusione, aveva avuto mezzo metro di spazio e ancora Cacao sì, che ha la freschezza di un ventenne, è andato a rimbalzo sulla conclusione, è andato per primo, e serve anche reattività, e quindi complimenti a Claudio che dimostra di avere una vitalità esemplare. Qua lo si ricorda Bassano con un affetto smisurato, perché nel 2009 il gol scudetto l'ha firmato lui su assist di Giovanni Zene, il gol del 3-2 con cui Bassano batté Follonica nello scudo del 2009 in una gara tiratissima con 4.000 persone al palazzo a celebrare il secondo scudo di Bassano. Claudio Cacao che segnò sulla porta la nostra sinistra alla fine del primo tempo. Poi il secondo tempo lo ricordiamo di strenua difesa del fortino di Bassano che batté Follonica e portò a casa uno scudetto insperato, firmato poi Franco Vanzo in panchina. Adesso è il momento di seguire l'attacco di Bassano
con Barbieri studia il piazzamento dei compagni, poi preferisce muoversi di suo, c'è un time out, c'è anche il primo fallo in attacco di Crespo, che ne vuol sapere fin lì, insomma guarda, disbiega l'arbitro, ma insomma direi che ci sta una sorta di sfondamento attacco. Fausto, partita molto equilibrata, a mio modo di vedere anche zavorrata in parte, quello che si diceva prima, cioè dal peso del risultato poco da dire. Quinta giornata, Sandrigo 0 punti, Bassano 3, è chiaro che ogni sbavatura può costare caro. Sì, le squadre cercano di trovare le loro trame di gioco. Bassano ha insistito maggiormente sul stesso palla, Sandrigo non è riuscito a trovare qualche imprecisione di passaggio delle possibili ripartenze che potevano rivelarsi interessanti, i portieri li sono molto attenti e ho visto Crespo particolarmente in palla, quindi questo confronto con Marco e Giuliano lo sta pressionando più di tanto e lo sta stimolando secondo me. Ma infatti a mio modo di vedere Crespo ha margini di crescita, parlo non tanto nell'ambito generale delle sue qualità che sono conosciute, quanto proprio nelle possibilità di inserimento sempre maggiore nei meccanismi e negli automatismi della squadra, e in questo senso il vero Crespo secondo me l'abbiamo visto solo a tratti a Tiene, e quando prenderà ancora di più coscienza del proprio ruolo all'interno del meccanismo giallorosso può solo lievitare. E adesso partita, dicevamo, molto bloccata, perché entrambe hanno chiaramente un filo di timore a scoprirsi. Fino adesso non ci sono state neanche enormi occasioni, ricordo una fiammata di Bassano con Andrea Scuccato e un'opportunità appunto per Cacao dall'altra parte, quindi 0-0 che non fa una grinza. Come dicevi te, maggior volume di gioco di Bassano, ma sul piano della finalizzazione un'opportunità a testa, quindi pareggio che in questo momento è sacrosanto. Sì, rispecchia quanto stanno proponendo le squadre in pista. Sandrigo sta curando bene la fase difensiva, li vedo molto attenti. Bassano invece ha lasciato qualche conclusione di troppo da lontano. Lo scorso anno abbiamo visto parecchie ripartenze perché il difensore accorciava sul tiratore e riusciva a recuperare palle e far ripartire la squadra. È un tema anche questo da considerare. Assolutamente, anche perché tra i tiratori Sandrigo ne ha uno che secondo me è mortifero, se vuole essere mortifero, mi riferisco a Campagnolo, che se vuole può direttamente segnare dal cortile di casa sua, perché è giocatore che ha nelle sue corde la randellata di potenza. Oltretutto è mancino e quindi disorienta per certi aspetti il marcatore e il portiere. Secondo fallo di Bassano contro i 4 di Sandrigo, adesso si sta pian pianino riequilibrando la situazione, trascorse esattamente 9 minuti e 14, partita che risente delle esigenze di classifica. Andiamo in presa diretta a raccontare proprio l'attacco di Sandrigo con Campagnolo che fa partire la Minella, fuori di poco. Campagnolo, personalmente ricordo una gara sua, se non erro, di Coppa Europea qua a Bassano, era poco più che esordiente, anzi era esordiente contro una squadra spagnola, forse Reus Deportivo, ma potrei sbagliarmi. Fece un gol anche in questa occasione poco più che esordiente da oltre la metà campo, quindi 3 minuti in pista, gran gol di Campagnolo che debuttava in Europa con la maglia del Bassano, ecco appunto, e con grande disinvoltura poi si mise a incitare il pubblico alla grande come se fosse un veterano, e questa sua personalità è emersa nel resto della sua carriera. Giocatore che ha lasciato tra i tifosi uno spicchio di cuore, perché è un giocatore che magari è limitato sulle qualità tecniche, ma si spende al 101% e lui garantisce il super massimo sempre, e quindi è quel tipo di giocatore che i tifosi ricordano sempre volentieri. Fausto, adesso primo cambio per Bassano, delle sue rotazioni limitate, entra Panizza per provare a portare esperienza e forse, come dici te, ancora più tenuta difensiva allo scacchiere di Bassano, evitando di farsi sorprendere dalle offensive di Sandrigo. Attenzione, Scuccato, pericolo. Gran numero. Sì. Dicevamo appunto Panizza per provare a arginare in parte qualche folata di Sandrigo, che comunque parte sempre con cognizione di causa, sa sempre cosa fare e come farlo.
con grande essenzialità, non deve inventare nulla, ma mi pare che Sandrigo poche cose semplici ma eseguite bene al momento. Sì, sì. Che è quello che serve. Sta interpretando al meglio la partita. Poi l'ingresso di Michele Panizza può poter significare qualcosa anche sul piano tattico, perché Michele è molto abile anche a incunearsi in area avversaria, a cercare deviazioni ravvicinate. Se ricordiamo i 2 gol che ha segnato nel derby con Braganza, no? Lo scorso turno qui in casa. D'altra parte è un giocatore che ha un'esperienza smisurata e una conoscenza infinita di questo sport. I tagli in area di Michele Panizza sono celeberrimi, esatto. Sbuca dal nulla spesso e non offre punti di riferimento agli avversari. Nel frattempo c'è lo spettacolo delle 2 curve, carica sì, palla quella di Sandrigo, altrettanto carica Bassano, e quindi questa è la conferma una volta di più che chi sta a casa perde lo spettacolo nello spettacolo. E credo che un campionato come quello di hockey, dove ogni match è tirato, è combattuto, lo so, ci ripetiamo, ma mi ripeto volentieri, è un campionato forse sul piano tecnico inferiore a quello di 10-12 anni fa, ma con grande equilibrio, ed è molto più, attenzione, gran numero di postato e intervento eccellente di Dalmonte. Diciamo un campionato che è molto più tirato, combattute di pathos della Serie A di calcio. Qua i risultati non sono affatto scontati, quindi insomma, se si andava a seguire l'hockey 10-12 anni fa, quando erano 3 squadre che dominavano e riga, adesso c'è più che mai l'occasione per seguire un hockey dove ogni partita è tirata e combattuta come fosse una finale. Anche dal punto di vista tattico tutti non mollano una virgola. Sì, Sandrigo intanto è entrato Marco Poletto, è uscito Giovanni Clodelli, che è un po' il regista più marcatamente offensivo della formazione sandricense. Poletto un po' più difensore, un po' più arcigno, ed è dotato di una buona conclusione della distanza. Vedremo come se produrrà frutti questa scelta dell'allenatore Vidal. Intanto la situazione falli si è riequilibrata, sì, siamo a 4 pari. Esatto. E quindi 4 pari a metà gara, a metà tempo, è comunque indicativo. Adesso seguiamo la manovra di Sandrigo con Campagnolo, che ha scuccato in prima battuta a seguirlo. Vediamo ancora direttamente postato sulla balaustra, prova Barbieri a controllarlo. Poi la conclusione proprio di Poletto. E adesso sarà Diogo Neves a manovrare per i suoi, a portare pallina, possesso per Diogo, altro giocatore che si è sbloccato bene a Tiene. Una gara, ricordiamo che Bassano si era trovato in difficoltà 2-1 dopo 4 minuti del secondo tempo. Attenzione, pericolo con Diogo Neves, Bassano che sul 2-1 per Tiene al quarto del secondo tempo ha cominciato a ridere verde, nel senso che ha avuto davvero di che preoccuparsi. Poi è salito in cattedra Victor Crespo e ha rovesciato da solo, poi con Diogo e Barbieri, la faccenda, e Tiene è progressivamente sparito dal campo, facendo letteralmente imbestialire il coach Casarotto, che ha detto: se giochiamo 30 minuti non andiamo da nessuna parte, ne servono 50. Attenzione, c'è un fallo chiamato a Sandrigo, ci pare il quinto fallo. No, è stato solo toccato per terra. Il tocco per terra, che ha creato scompiglio nella tifoseria sandricense. È chiaro che, a mio modo di vedere, Bassano è ancora una formazione convalescente e un primo bilancio lo si potrà trarre entro sabato prossimo, dopo la sfida col Viareggio. Quanto riguarda Sandrigo, ha pagato lo scotto del noviziato, però adesso pare tutto meno che una formazione appunto matricola, perché ha personalità, perché ha un discreto cipiglio, e quindi è evidente che ha i concetti giusti per puntare alla salvezza, fermo restando che al di là di questa gara poi Sandrigo dovrà vedersela col Tiene, con lo stesso forse Scandiano più avanti, e con qualche altra formazione con cui combattere in proiezione sopravvivenza, anche se quest'anno, mai come quest'anno, non ci sono squadre materasso, sono una formazione più qualificata dell'altra, motivi in più
e lo ripeteremo all'infinito, che chi sta a casa perde uno spettacolo proprio sul piano emozionale. Guardiamo, prima di dare ancora microfono a Fausto Postan, l'assalto di Bassano, trascorsi 15 minuti e 10 secondi di questo primo tempo, ancora 0-0. Attenzione al gol! Scuccato, si è sbloccato. Sì, una finezza gran numero di Scuccato. E l'avevamo detto che era in gran spolvero Scuccato, che si fa tutto il campo per andare a celebrare con la curva. 15-10. Scuccato, Veronica di Scuccato al 15-10. Ci aveva provato prima, gli era quasi riuscita. C'è riuscito stavolta, ma avevamo detto che aveva i concetti giusti in testa. Aveva la stecca fatata stasera e Scuccato ha trovato un gran gol. Fausto, solo una giocata pregevolissima personale poteva sparigliare il mazzo. Bassano ha approfittato di una ripartenza veloce in situazione di 4 contro 3. Barbieri ha gestito bene il possesso a liberare Andrea che ha infilato in finezza dal Zotto. Il problema è stato per Sandrigo perché Stefano Campagnolo ha perso la stecca su un contrasto con Michele Panizza. Bassano ripartito veloce, 4 contro 3, preparato bene ed eseguito al meglio per quanto riguarda la finalizzazione di Andrea Scuccato. 1-0 quindi e adesso il match che si deve aprire per forza. E tra l'altro, Fausto, l'avevi sottolineato in avvio di telecronaca, Bassano ha bisogno di Scuccato, è stato frenato nei primi giornate di campionato da un brutto virus influenzale che l'ha prima condizionato, poi decisamente debilitato. Si è visto uno Scuccato a mezzo servizio per le prime gare, ha dato segnali di risveglio a Tiene, sfiorando il gol e beccando un palo, e adesso si è schiodato e si è sbloccato, dando seguito a questo suo processo di crescita progressivo. E ovviamente l'hanno detto in sede di presentazione di stagione, se Bassano trova il miglior Scuccato, quello visto a Sprazzi nella scorsa stagione, nella seconda parte di stagione, è come avere un acquisto in più. E adesso, se sta bene Scuccato, può dire molto. Attenzione, c'è un tocco così dubbio e c'è il gol, e ancora è stato Scuccato, Diogo Neves, Victor Crespo, chiedo scusa, che è rientrato da poco. Victor Crespo sulla ribattuta a trovare il 2-0 al 16-19, contropiede rapido, è entrato Victor Crespo, contropiede e bollato con una bella. C'è il time out, Sandrigo, contropiede, sta affilata perentoria di Victor Crespo. Era un gran gol da bomber consumato. C'è però non vuol dire l'ombra perché l'arbitro era piazzato bene, però quel contatto sul quale Sandrigo ha reclamato un fallo, e poi si è scaturito il contropiede dove Victor Crespo ha centrato giustezza al 2-0. Sì, c'è stata una trattenuta ai danni di Marco Poletto, che stava in area per la conclusione. Ho visto il signor col fischietto in bocca, non ha preso la decisione, e quindi a quel punto Bassano è ripartito. Tra l'altro è piazzato benissimo, perché era a 2 metri, francamente lo dico sinceramente, che dubbio l'avrei avuto, però lui certamente è piazzato meglio di me e era sul punto ha dato la sensazione che stesse fischiando. Esatto, anch'io infatti mi aspettavo. Poi all'ultimo momento poi probabilmente ha cambiato idea, visto che non c'erano gli estremi del contatto, e allora possiamo contestare se l'arbitro ha un cattivo piazzamento, però quando è a semplicemente se non se l'è sentita di dare fallo. Esatto, quando è piazzato bene fai fatica a dargli addosso, anche perché solo Poletto è rimasto un po' perplesso, l'azione è ripartita e Bassano ha capitalizzato al meglio questo possesso in controtempo e ha bollato il 2-0, che a questo punto cambia le carte in tavola, perché dà respiro a Bassano, non mette spalla al muro Sandrigo, però lo mette nella condizione, come dire, di darsi una mossa, di accelerare i tempi e i ritmi, magari di cominciare a prendersi qualche rischio. Eccolo, e trova subito il gol, gran gol di Postato. Postato trova un gol spettacolare, non si prende, nel senso che non l'avrebbe potuto prendere Dal Monte, perché la pallina ha carezzato il palo, però Dal Monte va, credo, a dire 2 cose sul cattivo piazzamento dei suoi, e quindi alla 15:42 e 15:22 la risposta di 16:22, chiedo scusa, la risposta di Sandrigo
è immediata. Pozzato trova il gol che di fatto neutralizza il raddoppio di Crespo, e poi c'è il gol di Barbieri. Beh, se Barbieri trova confidenza col gol, e allora ci sta tutto. Barbieri esulta veramente come un ultra, dagli ultra. Barbieri, ricordiamo, modenese dal cuore giallo-rosso, tifa Roma, che può interessare, e quindi indossa il giallo-rosso. Al 16:44 Barbieri in serpentina trova la ripartenza di Crespo e su assistenza proprio di Crespo un 3-1, partita che si è accesa alla grandissima attenzione. Vediamo la decisione dell'arbitro, c'è un contatto tra Crespo e un giocatore del Sandrigo. Un piccolo aneddoto: Nicolas Barbieri ci teneva particolarmente a far bene questa sera, perché la mamma sta vedendo questa la nonna sta vedendo questa partita da casa, e allora ci teneva anche assolutamente. Facciamo un po' di gossip TV, insomma TV degli affetti, chiamatela come volete. Raccomandava allora salutiamo una la telecronaca nonna benevole, ma non ne ha avuto bisogno, perché visto questo gol. Salutiamo la nonna di Barbieri. E per quanto riguarda il match, è stata un'ammonizione formale, per adesso funziona così, ai danni di Victor Crespo, che si è beccato intanto il quinto fallo per il contatto con l'avversario, ci pare Poletto. Clodelli che deve uscire adesso e deve essere medicato dallo staff infermieristico della Croce Verde. 3-1, la partita si è accesa in un minuto. Il minuto 16 c'è stato il gol al 16:10 di Victor Crespo, che ha dato il 2-0 al Bassano. Sembrava un primo break, e immediatamente Pozzato con una gran giocata. Poi può discutere del piazzamento difensivo di Bassano, che è stato molle, francamente molle, però gran giocata di Pozzato, che è andata a pescare, a spolverare quasi l'incrocio. Infatti Dal Monte non ha risparmiato nulla ai suoi, li ha chiamati in un time out in campo, dicendo che così non si fa. Insomma, non è la tenuta difensiva che ha fatto la storia di Bassano la scorsa stagione. E subito dopo Barbieri, quasi a volersi scusare, a voler risarcire il proprio portiere della sbavatura in retrovia, si è inventato sull'assistenza di Crespo, se non vado errato, una giocata monumentale in serpentina. E dicevamo, se Barbieri fa 2 gol in 2 partite, quando l'anno scorso forse ne ha fatto 1 in tutta la stagione a Thiene, o forse 2, palo esterno di Cacao, viene da dire che Bassano forse comincia a risolvere i suoi problemi, ma non per scarsa sfiducia nei confronti di Nicolas, semplicemente perché è un giocatore che ha delle qualità, e anche se ha 20 anni deve cominciare a tirarle fuori, non essere solo il playmaker e un giocatore di qualità di retrovia, ma deve cominciare a far sentire la sua pericolosità sotto porta, perché nel suo bagaglio ha anche le giocate per far male, e può e deve farlo. Tutto qui. Andiamo ancora in presa diretta, prima di restituire ancora microfono a Fausto. Allora, Bassano in questo caso ha assorbito l'euforia di Sandrigo, che era rientrato prepotentemente in partita. 3-1, la gara è apertissima, però chiaro che l'effetto emotivo Sandrigo l'ha perso, e adesso deve ricucire pazientemente la tela e farsi attenzione. Gran giocata, bellissima azione, una combinazione, si vede, mandata a memoria, squadre che hanno comunque organizzazione, e parlo all'allenatore Fausto Postano. Fa piacere vedere quando queste squadre fanno tutto meno che improvvisare. Sì, sono 2 squadre messe in pista, sono messe bene in pista, ha lavorato bene Alberto Vidale. D'altra parte Sandrigo lo scorso anno ha fatto una stagione super in A2, promossi in A1 con 3 giornate di anticipo, vittoria della Coppa Italia di categoria, che è il primo titolo segno di una società che quest'anno festeggia i 50 anni di vita, e quindi ci tiene a fare particolarmente bene anche per onorare questo anniversario. E intanto è entrato Giovanni Bordignon, che è un altro bassanese ex cresciuto nel vivaio, che poi ha con una corpassata in prima squadra. Insomma, io credo, quando parlavamo di improvvisazione, per carità, non è lesa maestà e non è reato improvvisare, specie per chi ha talento, però è bello vedere 2 squadre che hanno un copione da seguire, che c'è un canovaccio tattico preciso, dentro al quale poi
c'è spazio assoluto per l'estero e per l'inventiva, Fausto. Sì, sì, Giovanni Bordignon è il cambio naturale di Claudio Cacao, sono due punte, uomini che amano stare davanti alla porta, e quindi in questo momento Alberto Vidale ha deciso di dare fiato al suo numero 54 e quindi è dentro spazio per Giovanni Bordignon, che si è mosso bene anche sabato scorso contro il Viareggio, ma la formazione sandicense è in palla, ha bisogno di trovare punti. Sì. Adesso deve risalire un po' la china perché è sotto di 2 a meno di 5 dalla fine del primo tempo, ma il match è assolutamente aperto. E noi continueremo a complimentarci con le due curve. Bassano che ha tifosi che cantano all'intervallo e anche 20 minuti dopo la fine della gara. E soprattutto sotto nel Sandrigo punteggio. E sotto nel punteggio anche quando le cose vanno male. E Sandrigo che sta crescendo benone perché con la squadra sotto 3-1, 0 punti in classifica, stanno cantando come se fossero in testa al campionato e già ai playoff scudetto. Quindi è questo il modo che vogliamo apprezzare e intendere il tifo, perché siamo tutti bravi, ripeto, a tifare con una squadra a punteggio pieno. Molto più difficile è invece farlo quando le cose vanno male, quando non è glamour tifare e sostenere la propria squadra, magari reduce da batoste in sequenza. Allora, in questo caso, complimenti agli ultra di ambo le sponde, davvero è così che deve essere il tifo, colorato, caloroso, quindi colore e calore. 3:55 da giocare, c'è time out in campo. Adesso c'è Bassano e c'è Barbieri che chiama i suoi con gran veemenza, sta chiedendo una gestione, conoscendolo, oculata del match. Proviamo a riassumere o a leggere nella sfera di cristallo. Secondo me Barbieri chiederà di rallentare i ritmi perché non vuole assolutamente rischi da qui alla fine del primo tempo, o almeno non vuole beccare gol, perché un conto è andare a riposo sul 3-1, ben diverso andare sul 3-2, e chiaramente sul piano effettivo psicologico cambia molto, Fausto. Assolutamente, è un time out breve, quello da 3 secondi, perché è una delle novità regolamentari di quest'anno, quindi la sosta è assolutamente rapida. Quindi una sosta forse motivazionale. Sì, sì, assolutamente. A Massimo Barbieri non è piaciuto l'atteggiamento della squadra negli ultimi minuto e mezzo, ha concesso troppi su e giù, come diciamo noi tecnici. Per un allenatore che fa del possesso palla, del controllo del match, un canone da cui non derogare. E infatti eccolo lì, con Diogo Neves a fermarsi a fare il perno. E i due laterali a scambiare con lui. Io credo che a Massimo Barbieri, se gli fa il corrietira prolungato, gli viene l'orticaria. Quindi a mio modo di vedere adesso vorrà vedere il Bassano formato scorso anno, quello che sapeva amministrare e governare la partita. Io ricordo quando ancora lo si conosceva parzialmente il modus operandi di Barbieri, una partita dello scorso anno, nella prima giornata un Bassano-Sardana della scorsa stagione, prima giornata, Bassano prima sotto 2-1, poi avanti 3-2 a 7 minuti e mezzo dalla fine, anzi no, qualcosa di più. Barbieri ha fatto 7 minuti e mezzo di gestione della pallina, l'ha fatta in maniera ammirabile, va detto, straordinario, ha tenuto il 3-2, ma azzerando i rischi, una cosa che a Bassano non eravamo abituati a vedere, ed è stato a mio vedere un capolavoro tattico che poi ha replicato in altre occasioni. Chiaro, meno spettacolare forse, ma lì lo spettacolo è stato vedere una squadra che sapeva perfettamente cosa fare e per oltre 7 minuti e mezzo non ha fatto vedere pallina al Sarzana, che era una squadra comunque quotata, gestendo la pallina e quasi nascondendola. Adesso è una cosa che molti hanno imparato, e quindi, come sta facendo Sandrigo, sta aggredendo e sta raddoppiando sulla marcatura. Non è così facile portare a termine quel tipo di canovaccio, però è una peculiarità tattica che fa sicuramente onore a Barbieri, e credo che per un cultore dell'hockey e per un coach come te, Fausto, è comunque un apprendimento, non che tu non lo sappia fare, ben inteso, ma è comunque un bel vedere, si impara, ed è una sorta di clinica, come si usa dire negli USA per l'NBA. Sì, assolutamente. Quando si vedono delle squadre impostate in una certa maniera, si può sicuramente andare a identificare l'impostazione con la mano dell'allenatore. Su questo sicuramente Massimo Barbieri ha lavorato, ci ha costruito i suoi successi, che sono stati prima nelle categorie giovanili e poi con il Correggio e quindi qui a Bassano.
diciamo che il suo marchio di fabbrica l'ha fatto vedere anche con le giovanili, e questa è stata sicuramente una novità, perché vedere una squadra giovanile che ragionava come il suo VP Modena è stato assolutamente un fatto inedito, considerando appunto il fatto che si parla di squadre giovanili, ma l'impostazione tattica che riusciva a dare a quei ragazzi era mirabile, e uno di quei ragazzi è proprio suo figlio Nicolas, che nel frattempo è rientrato. E adesso c'è una bordata di Scucato e Doppia poi conclusione. c'è la conclusione adesso anche di Diogo Neves, che ha provato a centrare il poker. Adesso 56 secondi, andiamo in presa diretta con l'attacco di Clovelli, c'è un fallo in attacco forse da parte del Signor Rago, attenzione di Campagnolo, blu, c'è il rischio blu per Campagnolo, sì. e arriva il blu a Campagnolo per un fallo in attacco. Forse magari, non lo so, l'ho visto, ammetto marginalmente, magari fiscale, però anche in questo caso bisogna dare atto al piazzamento di Rago, che fra un po' avrà la pallina e i pattini e la stecca anche lui, perché va detto che è sempre a 2 metri dall'azione e non gli si può dire niente, quindi da quel punto di vista lì lo dico anche per prestazioni passate, magari fossero tutti così vigili almeno a seguire l'azione così da vicino. Abbiamo visto, parlo chiaramente a titolo personale, negli anni passati anche veterani che fischiavano praticamente dalla porta degli spogliatoi, e quindi vedere in questo caso Rago così nel vivo dell'azione depone sicuramente a suo favore. Diogo Neves contro Dalzotto, seguiamo la punizione di Diogo contro Dalzotto, vediamo se sceglierà la battuta o, come credo, magari mi sbaglierò, la conclusione accompagnata per poi cercare la giocata a sorpresa. Vediamo Diogo, che è sempre motivatissimo quando entra per una punizione, per un tiro diretto. Seguiamo Diogo finta, Diogo gol, mamma mia, sempre più maturo questo ragazzo. 5-1 al 24-12, tiro diretto di Diogo Neves, e Diogo infila il 5-1 con l'autorevolezza ormai del senatore. Bravo Diogo, che ha alzato le percentuali di realizzazione in questo tiro diretto. E Fausto, tu mi insegni che nell'hockey moderno avere uno o più giocatori che sanno bollare nei tiri da fermo, ti cambia la vita. Sì, assolutamente. È importante per Bassano recuperare il miglior Diogo Neves, soprattutto dal punto di vista della convinzione. L'ho visto un po' giù moralmente in quest'ultimo periodo, non molto soddisfatto delle sue prestazioni. Questo gol deve dargli fiducia, perché ha fatto un gesto tecnico assolutamente mirabile. È partito, la finta di tiro, le entrate in area, la pazienza nel dribblare il portiere, nell'aggirarlo, perché Dalzotto si era comunque mosso bene. Complimenti, è un fattore importante per Bassano avere il miglior Diogo Neves. Quello indubbiamente, giocatore secondo me di qualità straordinarie. Qualcuno adombrava il fatto ma senza Marchi Ulià Diogo Neves ci perde. Senza Marchi Ulià ci perdono tutti. Dopodiché intanto finisce il primo tempo, c'è uno smash tipo baseball di Barbieri. Bassano non solo è riuscito a chiudere sul 3-1 come voleva, ma ha allargato lo scarto 4-1, è certamente quello che sperava Barbieri, perché è un piccolo grande divario su cui provare a lavorare nel secondo tempo. Telegramma Fausto prima di restituire la linea alla regia. Bassano ha preso il largo appena ha trovato fiducia, e quando gioca con serenità quest'altra squadra ha avuto il merito di capitalizzare tutte le situazioni, qualcuna anche un po' incerta come situazioni regolamentari, e quindi è certamente in vantaggio. Sandrigo però non demora, prepariamoci ad assistere a una bella ripresa. Allora diamo la linea alla regia, non prima di aver sottolineato che il Sardana sta venendo sull'Odi, e il Sardana non è più sorpresa, sta comandando con grande autorità. È una squadra che rischia in senso positivo di sbocciare la grandissima, e per una piazza come quella ligure vale davvero tanto. Linea allo studio, a risentirci qualche istante.
Having had a few interesting encounters in the Dakar Rally. He got arrested on one occasion in the Dakar Rally prior to handling the bike. Driving a Peugeot 3008 DKR, and that's all. One important discharge. Next up we have no strangers to rallying here in the UAE. They took part by Yasser Hamad Saidan from the Kingdom, driving the Tiger. Using four-wheel years ago. Him and Mark sort of dominated the sport. New little issues started.
Ben ritrovati in questo secondo tempo tra Bassano e Sandrigo qui dal palazzo di Cadolfin. Nel primo tempo si è chiuso con i giallorossi in avanti 4-1. Allora riepiloghiamo un po' l'assunto di questa situazione. L'1-0 dopo 15 minuti e 10 l'ha bollato Andrea Scucato con una Veronica strepitosa che ha acceso il palazzo. Poi al 16-19 c'è stato il raddoppio di Victor Crespo con una staffilata a coronamento di un contropiede rapido della formazione giallorossa, che adesso conquista un contropiede dopo che aveva reclamato Sandrigo un fallo in area alla coppia arbitrale. Abbiamo dei giovanissimi tifosi di Terissino che non si fanno pregare, anzi no, di Sandrigo, no, non di Terissino, che non si fanno pregare per esclamare in maniera colorita il loro disappunto. Siamo appunto al 2-0, vi raccontavamo di Victor Crespo, poi c'è stato il 2-1 immediato di Pozzato già al 16:41, anzi al 16:21, e poco dopo ancora al 16:42 il gol. Attenzione, c'è un po' di movimento ancora in pista. Reclama Sandrigo qualcosa e stavolta si fa sentire il tecnico Alberto Vidale con Alfonso Rago, specificatamente uno dei due fischietti. Il 3-1 diciamo di Barbieri, tutti in un minuto, anche con la rete di Barbieri, un gran gol. Nicolas è andato in serpentina e poi ha uccellato il buon Dalzotto, che non aveva la minima responsabilità, e quindi il tiro diretto su punizione da parte di Diogo Neves al 24:12, che ha fatto quaterna portando Bassano sul +3 e dando un'altra dimensione e un'altra chiave di lettura a questo secondo tempo, con Bassano che adesso proverà a rallentare i ritmi, a fare grande possesso. Fausto, mi rivolgo proprio a Fausto Pozzan che ci coadiuva nella telecronaca, fare grande possesso cercando magari di far uscire dal guscio Breganza e sfruttando poi qualche controffensiva in campo aperto. Fausto, può essere una chiave di lettura. Sì, Bassano però è partito a sprombattuto, ha trovato qualche trama interessante per cercare di liberare davanti alla porta di Dalzotto un suo giocatore. Intanto viene fischiato il quinto fallo, il sesto fallo di squadra. Il sesto fallo per Bassano, contro i 4 di Sandrigo, e adesso un attimo prima dell'area sarebbe stato un fallo chiaramente più pesante. C'è stata qualche contestazione arbitrale nel primo tempo, anche per quanto riguarda il cartellino blu sventolato a Stefano Campagnolo, che ha determinato la quarta rete di Diogo Neves, che ha magistralmente trasformato la punizione. Sandrigo si attendeva forse un semplice blocco, invece il signor Rago è stato inflessibile, ha visto un atterramento e ha dato il blu. Di qualche protesta di troppo. Anche qui c'è stato un paio di situazioni con Pozzato che è caduto. Certo, e quindi è chiaro che c'è un tiro di Clodelli che sibila non molto lontano. È stata una bella conclusione. Attenzione, c'è eccolo qui. Il blu per Scucato. Il blu in questo senso Scucato si prende il blu. Il metro di giudizio, se non altro, è stato paritario. Ci pare proprio di poter dire la stessa cosa, sì. Direi che adesso c'è anche Barbieri che va a dire qualcosa. Blu per Scucato, e quindi tra l'altro un blu evitabile, perché aveva già riconquistato sfera Bassano, e adesso questo blu può rimettere in partita. Sì, perché Cacao è uno specialista. Esatto, e quindi Cacao contro Dalmonte. E quindi è una partita che non la consideravamo chiusa prima, men che meno adesso che sono trascorsi 3 minuti e 7 secondi. Vediamo l'esecuzione di Cacao. Tra l'altro Andrea Scuccato mi pare non fosse mai uscito finora, dall'inizio del match. Diciamo che almeno sfrutterà il momento per rifiatare, anche se non l'aveva presa bene questa decisione. Aveva palesato comunque una buona condizione di forma, al di là del gol che è stato pregevole. Sì. Vediamo Cacao contro Dalmonte. Adesso Dalmonte ha qualcosa da ridire, si prende la munizione formale. Dalmonte che aveva appunto qualcosa da ridire.
Forse si è lamentato dell'eccessiva meticolosità degli arbitri nel controllare le posizioni prima di dare via il conteggio. Sai, sono momenti importanti per un portiere dove l'adrenalina scorre a 1000. Purtroppo questo regolamento non consente al portiere di muovere un muscolo, figurarsi alzarsi e andarsene via. Che poi, chissà, magari col tempo andando avanti, adesso seguiamo la punizione di Cacao contro Dalzotto. Cacao para Dalzotto, ha avuto un ottimo guizzo Dal Monte, perché la giocata di Cacao era liziosa, ma era l'aveva indovinata, era un pallonetto. Dal Monte, chiediamo scusa, sono due bassanesi, quindi da lì ci sta la confusione. Eccellente l'intervento di Dal Monte. Adesso Bassano in inferiorità numerica deve tenere duro, e invece dal canto suo Sandrigo deve approfittare del power play, e vediamo adesso il controllo di palla di Sandrigo, che proverà quindi a colpire. Il gol di Poletto, gran gol di Poletto, e trova la rete il sindaco Poletto. È una battuta questa, giocando sul nome, sulla analogia col sindaco di Bassano, Poletto, e comunque Poletto trova il gol al minuto 3:42. Sandrigo la riapre. La riaperta dopo la parata superba di Dal Monte su Cacao, e quindi adesso è di nuovo un'altra sfida. Dicevamo che power play e tiri diretti possono tracciare il solco in queste partite, e adesso infatti c'è il timeout. Bassano vuole, o meglio Barbieri vuole parlarci su, perché il capitale del primo tempo 4-1 non deve essere depauperato, e infatti Michele Panizza, l'idea adesso da parte di Bassano è di gestire, ma di proteggersi anche in fase difensiva. È tornata la parità numerica col gol ovviamente è entrato di Panizza, Sandrigo, e adesso siamo un derby che appunto non era chiuso nel primo tempo, lo è men che meno adesso. E qua c'è in ballo una fetta di salvezza, perché Sandrigo sbloccherebbe la sua situazione con un punto, la riaprirebbe clamorosamente con 3. Bassano con 3 punti volerebbe fuori dalle secche. Tanto la conclusione di Cacao, mentre la P&P Pozzato Poletto tiene in vita Sandrigo. Adesso seguiamo l'attacco di Sandrigo Bassano, in pressing alto, e adesso prova ad andare in caccia Sandrigo con una pressione sul portatore di palle, anche sulla pallina, e qualche risultato lo ottiene sicuro, perché adesso è di nuovo in possesso di sfera molto rapidamente, proprio Pozzato. Adesso è Poletto, Clovelli, Pozzato, ancora Clovelli, e le due curve scatenate alla grande. Vediamo adesso la conclusione di Sandrigo, un attacco elaborato, manovrato per cercare di muovere la difesa di Bassano. Attenzione, pallina sanguinosa persa da Poletto, non ne approfitta del tutto Diogo Neves, e adesso sta producendo il suo super massimo Sandrigo per riaprire la questione. Però adesso Victor Crespo cerca di portare avanti i suoi. Bassano che ha segnato, appunto scoccato Diogo Neves, Victor Crespo e Barbieri, salvo Panizza, di fatto tutti i suoi alfieri. Ha distribuito bene i bottini individuali Bassano, con tutti quanti coinvolti salvo Panizza per il momento. Manca solo la rete di Panizza, chiaramente tra i titolari, e poi vedremo se Panizza poi risponderà all'appello. Attenzione, Victor Crespo ha 5 reti nella classifica marcatori di Bassano. Attenzione, ci pare il quinto fallo di Sandrigo, così è contro i 6 di Bassano. Rago, va detto che non risparmia niente nessuno, il metro di giudizio per il momento è uniforme,
È un match sicuramente incandescente, 4-2 con 19-4 da giocare. Fausto promette scintille, non è solo una questione, è un discorso metaforico, è reale. Sì, ma è una partita piacevole. Sandrigo non ci sta assolutamente, ha alzato i ritmi, ha alzato anche il posizionamento difensivo, cerca il pressing alto. Adesso ha fatto rientrare Stefano Campagnolo che trova gol. Campagnolo, gran gol del Campa, lo dicevamo, è l'arma letale. 6-15, Campagnolo trova un gollissimo. Campagnolo qua trova un gran gol, una bolide dalla tre quarti, ma dalla sua tre quarti. E quindi bolide di Campagnolo che riapre alla grande la faccenda. E adesso non dico che è tutto da rifare per Bassano, ma quasi. È un altro match, serve Salinzucca per Bassano, mentre Sandrigo corre sull'onda. C'è il tiro di Barbieri, reclama una deviazione che non c'è. Bassano deve alzare i livelli di aggressività difensiva. È vero che da lì Barbieri ha come dire, indovinato la matta, ha pescato la matta, Barbieri, Campagnolo, però non è una novità, è nelle sue corde, quindi serviva accorciare su di lui, serviva mettere uno schermo e provare a uscire in fase difensiva. E qua sicuramente Massimo Barbieri avrà da reclamare in spogliatoio e riporterà i suoi all'ordine. 4-3, inizio di ripresa di Marca Sandricense, partito a sprombattuto con la volontà di riaprire la questione, ci è riuscito. Derby più che mai aperto, Fausto con Bassano che adesso deve evitare di avere il braccino, di farsi prendere dal panico. Adesso ci prova Victor Crespo, deve oltre che ritrovare intensità difensiva, Bassano dovrà ricominciare ad avere fluidità in attacco. Sì, Sandrigo sta producendo il massimo sforzo per arrivare al pareggio. Ha avuto già un paio di conclusioni importanti, se l'è cavata Mauro Dal Monte. Sul gol del 4-3 credo non abbia visto il tiro, semplicemente perché è stato un tiro preciso, raso terra, ma una selva di gambe, la palla è passata. Adesso Sandrigo è nel match assolutamente più di prima e ha tutte le qualità e le capacità per poter anche fare il pareggio. Bassano deve fare qualcosa di più, perché di questo passo, sì, con questa inerzia finisce per pagare. Sì. Chiaro, è evidente, Bassano deve alzare i ritmi, ma e c'è la gran conclusione di Victor Crespo che ricordava quello del secondo gol, ma stavolta Dalzotto è stato desto e lesto a sventare l'agguato. E adesso Sandrigo riporta sotto i suoi uomini, 16:40 da giocare, c'è una vita, è un derby che in perfetto stile, quasi da star cittadina, sta regalando emozioni a gogo. Attenzione, è partita, e c'è una pallina è un'occasione persa per ripartire per Diogo Neves. Adesso gli arbitri vogliono riportare ordine in pista. Signor Mauro fa ripetere la punizione perché la palla è in movimento. Rientra Clovelli per Pozzato, giro di cambi per Bassano e adesso rientrerà Scuccato per Diogo Neves. Vuole freschezza assolutamente Barbieri, vuole provare a sfruttare la vena aurifera che era emersa nel primo tempo di Scuccato. 4-3 è un match delicato per Bassano e per Sandrigo. Settimo fallo di Sandrigo nel frattempo, delicato perché può cambiare le prospettive stagionali di entrambi. Sandrigo ha bisogno del punto, almeno di un punto come il pane, come l'aria per respirare. Bassano sa che un eventuale successo potrebbe non archiviare assolutamente la lotta a salvezza, ma tirarlo fuori dalla palude del fondo e farlo ragionare in maniera diversissima in prospettiva futura. E quindi adesso è una fase del match delicatissima. Seguiamo Barbieri con Victor Crespo. Victor Crespo si fa vedere Scuccato dietro, ancora Victor Crespo dietro la gabbia. Victor cerca il compagno libero che non trova, si libera però con qualità. Che gol, mamma mia, letteralmente magata con la M, magata di Victor Crespo, che nel traffico si è liberato di mestiere e di
classe purissima dell'avversario e poi da posizione defilata ha inventato un gol andando a veramente a colpire Dal Zotto da posizione impossibile al minuto 9 e 20, un gran gol di Victor Crespo che ha pescato qui i paragoni con Marco Giulià possiamo azzardarli, Vincenzo. Ci stanno, Fausto, l'hai detta giusta, qua ha ricordato il miglior Marco Giulià, spero che non se ne abbia Victor Crespo che ha qualche anno in più, però si è inventato una giocata, mamma mia, sontuosa. Il gol migliore che abbiamo visto da inizio stagione del Bassano, senza far torto a nessuno, tante giocate e qui si è esibito nel peggior repertorio di Marco, perché Marco Giulià eccedeva nel dribbling, esatto. E qui Victor Crespo qua ha voluto eccedere, ma ci sta nell'euforia, credo che avrebbe avuto diritto anche da un tiro dalla scaletta degli spogliatoi, e adesso se l'euforia va a rubare sfera, gran scippo di Victor Crespo, poi Barbieri non è proprio un fulmine di guerra a far partire il contropiede, vabbè. 5-3 e questa partita mi ricorda per certi versi Bassano Breganze. In quella circostanza Bassano aveva recuperato totalmente l'1-4 del Breganze, qua Sanrico ci è riuscito parzialmente, poi nel suo momento migliore quando stava per passare in vantaggio, attenzione. C'è un contatto, richiamo, attenzione, qui è possibile un blu. Scuccato che è finito per terra, però c'è una munizione per Barbieri, vediamo. C'è la munizione verbale a Barbieri e la munizione formale. Il secondo richiamo è blu. Esatto, e c'è anche un richiamo che prima era stato fatto a Dalmonte, uno a Crespo. Bassano deve stare attento coi nervi. Intanto 14 minuti e 19, 7 falli pari, 5-3 il risultato, partita più che mai in bilico, 2 gol non preservano da nulla. Non ne preservavano peraltro 5-3 prima per Bassano, e se Sandrigo era stata battezzata dagli addetti ai lavori a inizio stagione come l'anello debole della Serie 1, fermo restando che a nostro avviso poi formazioni di caratura bassa non ce ne sono, è davvero un gran campionato perché sono tutte squadre tiratissime. Poi è chiaro che Sandrigo, a parte stasera, dovrà vedersela con Tiene Vercelli più che mai. Attenzione, c'è un blu per Cacao. C'è una cosa che vorrei sottolineare, sì. Vincenzo, Sandrigo è sotto 5-3 e la curva non ha taciuto un secondo. Complimenti davvero ai tifosi del Sandrigo, che sono meravigliosi. È una partita bellissima perché due tifoserie che cantano per la loro squadra, non si mandano sfottò reciproci. È un bello spettacolo, l'hockey così è fantastico. È così, questo è meraviglioso. Abbiamo fatto i complimenti prima alle due curve e a quella di Sandrigo in particolare. Attenzione, blu Dalmonte, anche a Dalmonte ci pare, sì. Bassano deve evitare quegli scatti d'ira. Barbieri infatti sta invitando Dalmonte a uscire, arriverà una ramanzina per Dalmonte. Diciamo pure incavolato nero Barbieri, perché dice: ma come, c'è una punizione per Bassano, hai l'inerzia a favore e vai a prenderti un blu. Barbieri, anzi Dalmonte è ragazzo adesso di cervello fino, è caro, e deve far uscire un giocatore. È chiaro che era una condizione che stava deponendo a favore del Bassano, e qua doveva controllarsi Dalmonte. Poi sappiamo benissimo che detto da qua è molto più semplice rispetto al pathos della gara, e quindi non vogliamo fare la morale a nessuno, ci mancherebbe, però Dalmonte, che è ragazzo, ripeto, di cervello fino, non è assolutamente una testa calda, non è uno sprovveduto, deve gestirsi, deve controllarsi, perché una reazione così adesso inutile e scomposta fa offesa e offende appunto la sua intelligenza. È un ragazzo sveglio, di fino cerebro, e allora mai deve cascare, non è più ragazzino che in questo tipo di reazioni che mettono in difficoltà la squadra. E adesso carica di ulteriori pressioni, è ovvio,
il buon Diogo Neves, che andrà a battere con più responsabilità, perché sa che c'è stata l'inferiorità, è stata espulsione contemporanea, esatto, per questo motivo le squadre hanno parità ripristinato la numerica, parità numerica. però sono comunque situazioni. Vediamo Diogo Neves contro il Dalzotto. Diogo Neves vuole provare a replicare la prodezza di prima. Non è il calcio, lo ricordiamo, non è semplice, i tiri da fermo. Due giocatori tra l'altro preparati, Diogo Neves nella battuta, Dalzotto giocatore che è veterano. Vediamo Diogo, vediamo ancora Diogo, e trova un gol. Bravissimo, mamma mia, che dire, una che freddezza dire. invidiabile. Esatto, Fausto, esattamente 11:21 e Diogo Neves trova su punizione il 6-3, che mette adesso un'ipoteca, ma solo un'ipoteca, nessuna certezza. Bassano ha riscavato il solco. Sì, sul 6-3 si è riportato sotto. Le ricordiamo le reti: 2 di Diogo, 2 di Victor Crespo, reti di Barbieri e Scucato. E adesso ci sarà in porta il buon Davide Merlo, giocatore che fino a questo momento, da quando gioca in questo biennio di Bassano, ha dimostrato grande freddezza. Un ragazzo di 19 anni, se non andiamo errato, del 98, del 98, ecco, 20 anni forse da compiere, perché non sapeva, credo che sia di fine anno, ma posso sbagliarmi, e che quando è stato chiamato in causa ha dimostrato estrema disinvoltura, freddezza, sì, grandi attaccamenti ai colori giallorossi. Sì, Davide è veramente un ragazzo che va elogiato per tante cose. Per esempio è bravissimo ad allenare i giovani portieri della società. Tra l'altro è un elemento sicuramente positivo che merita tra l'altro tante soddisfazioni. Tra l'altro Davide, ricordiamo che quest'estate adesso para la sua prima battuta, la prima conclusione. Diciamo, Davide quest'estate ha avuto l'opportunità di giocare in Serie A2, c'era qualche squadra che l'ha chiesto qua della zona, lui peraltro era anche spinto dalla società che voleva fargli fare esperienza, e lui, proprio per l'attaccamento che dicevi Fausto, ha detto ok, accetto magari di crescere un anno anche allenandomi duro coi compagni. Attenzione, l'opportunità per Scucato, e all'ombra di un giocatore di grande valore come Dal Monte, e quindi viene fuori anche l'attaccamento di un ragazzo che vuole stare nel gruppo, di un ragazzo che si è inserito bene e che dimostra grande attaccamento alla maglia. E quindi complimenti a Davide Dino Merlo, che tra l'altro sfoggia un capello straordinario. Sì. Io ogni tanto scherzo con lui, tanta invidia da parte mia, gliel'ho anche già detto, ma quando avevo un po' più lungo la chioma, era in formato 75-76, mi faceva impazzire. Aveva questa chioma un po' anni 70 che era davvero originale e inedita per i ragazzi millennials, esatto. Attenzione, c'è intanto l'ottavo fallo di Sandrigo, una conclusione di Victor Crespo. No, è Diogo Neves che sta palesando una condizione tecnica Neves, sicuramente che invidiabile. Giri, grande parata, l'abbiamo detto. Davidino Merlo, che col braccio è andato a sventare sulla linea con grande reattività e prontezza di riflesso, la conclusione del Sandrigo. Sandrigo ha fatto entrare in pista Gasparotto e Bordignon. Attenzione, esatto. Un altro blu sventolato a Bordignon questa volta. Stavolta a Bordignon, questo forse ci è parso un minimo fiscale. Beh, forse secondo me anche il blu a cacao mi è parso eccessivo, ma il metro arbitrale è stato quello dall'inizio. Certo, è vero. L'hai sottolineato anche tu, metro arbitrale estremamente fiscale, bisogna sapersi guidare, rientra dal Monte, e facciamo i complimenti a Merlo, perché è stato strepitoso, un'occasione, ha evitato che di fatto Sandrigo rientrasse in partita. Entri a freddo come Davide Merlo, gli capita spesso, e poi rispondi così. Allora è la felicità di un allenatore sapere di avere un portiere di riserva, che riserva non è, che arriva, entra, risponde presente. E allora complimenti vivissimi a Davidino Merlo, perché Sandrigo ha fatto il possibile per rientrare in partita. Davidino, dall'alto della sua gioventù, ha detto beh, sapete che c'è, io paro. E adesso seguiamo Diogo Neves, al quale chiedere di fare 3 su 3 è francamente gara ardua e difficile, improba.
però insomma, vediamo. Conoscendolo ci proverà. Ci proverà perché è un giocatore che vive per migliorarsi, ha un'etica del lavoro smisurata. Assolutamente. Io ricordo una partita, l'ho già detto settimane fa in sede di telecronaca, quando fece un errore grave, sì, ma un errore contro l'anno scorso con Lodi, una partita che poi Bassano perse, non certo per quel suo errore, lui era quasi in lacrime a fine gara. Altri se ne sarebbero fregati alla grande. Vediamo Diogo contro Daldotto, proverà l'accompagnata, presumiamo stavolta. Vediamo Diogo ancora. Stavolta non riesce il giochino di Diogo, è sveglio Daldotto, non gli si può imputare niente. Diogo che ha fatto 2 conclusioni su 3. Adesso però c'ha la superiorità numerica da sfruttare Bassano, 6-3 avanti, 11-0-3, e qua deve saperla capitalizzare come ha saputo Sandrigo, che l'ha tesaurizzata alla grande il suo power play con Poletto. Vediamo, perché in quel caso, in caso di superiorità sfruttata, potrebbe mettere la pietra tombale sull'incontro Bassano se andasse a +4, però vediamo. Bisogna costruirlo bene questo power play. Deve saperlo sfruttare. Botta da fuori di Victor, 10-33, ancora possesso per Bassano con Sandrigo che si aggrappa con le unghie e i denti al match. È un passaggio cruciale del match. Se Sandrigo resiste resta in partita. Attenzione. Poi c'è un errore di Scuccato banale e ha concesso pallina a Sandrigo, così a occhio e croce Barbieri avrà preso malissimo questo errore di Scuccato, che concede campo e possibilità per Sandrigo di lucrare secondi sul cronometro. Adesso possesso ancora di Bassano, ha recuperato Diogo, si fa vedere Victor Barbieri fa muovere Scuccato e adesso deve accelerare i tempi Bassano, perché si sta erodendo i 2 minuti di power play di Bassano. Ci prova Barbieri, va a battere sulla stecca, è pronto a rientrare. Eccessiva fretta nell'andare al tiro di Bassano, senza provare a lavorare sul difensore per creare la superiorità nello spazio. No, e poi appunto serve muovere un po' come succede con l'attacco alla zona nel basket, cioè si tratta di muovere pallina molto più rapidamente di quello che sta facendo Bassano, cioè muovere quindi ai lati del campo, sfruttare proprio in questi casi gli esterni con una manovra perimetrale col dentro fuori. Attenzione, Diogo Neves adesso sta velocizzando sfera Bassano, ma ormai è pronto a entrare il quarto uomo per Sandrigo, e quindi Sandrigo presumibilmente resterà più che mai attaccato al match con la 6-3. Rientra adesso, ha difeso bene Sandrigo, ha attaccato male a nostro modo di vedere Bassano, perché serviva un movimento di palla molto più rapido e in quei casi bisogna giocare appunto Fausto attivando gli esterni con l'attacco perimetrale, ma cercando poi il dentro fuori con magari passaggi rapidi anche dentro l'area. Non l'ha costruita molto bene, e quindi adesso la partita è più che mai aperta. Assolutamente. Adesso Cacao ha scontato la sua penalità. È ancora a digiuno nel match. Esatto. E questa è la notizia, perché Claudio è arrivato qui con 10 gol. 10 reti, ha avuto un'occasione all'inizio, poi ha avuto l'occasione del tiro diretto, non le ha sfruttate, probabilmente si è un po', non dico depresso, però mortificato, un po' di frustrazione, e magari questo l'ha portato magari ad affrettare qualche conclusione dopo. E adesso la chiave cosa può essere, Fausto? Vediamo se Sandrigo deciderà di andare in calcio e di affrettare un po' i tempi. Più che altro si deciderà di alzare il pressing. Esatto. L'ha fatto i primi minuti del secondo tempo e la tattica ha fruttato, perché è rientrato in partita proprio recuperando un sacco di palline e poi imprimendo ritmi alti al match. Deve provare a fare la stessa cosa, stando attento alla questione falli, perché però questo però è un gran gol, e questo è Victor Crespo che ha trovato un diagonale mortifero. Fausto al 16, gran tiro in diagonale, e ha pescato col diagonale anche la sua tripletta personale, e a questo punto Victor sale a, se non andiamo errati, a quota 7 nell'elenco dei marcatori. Diagonale di Victor Crespo al 16 e 20, e trova il gran gol del 7-3
quinta rete personale, anzi scusa, settimo gol personale in questa stagione di Victor Crespo, che come dicevamo in sede di presentazione di gara si è sbloccato letteralmente a Tiene dopo il gol nella giornata d'apertura e sta trovando fluidità e facilità in fase realizzativa. Del resto questo gli si chiedeva. Il 7-3 a 8-0-8 inizia a indirizzare il match, Sì. non è finita però. No, Sandrigo sabato scorso sotto 7-3 a un minuto dalla fine ha trovato 2 gol in 20 secondi. Esatto, Non è finita. Non è finita, però è chiaro che in casa 7-3 Bassano può fare il gioco che predilige, Sì. quello della gestione della pallina, l'ha fatta addirittura nel power play. Deve stare attento alle involontariamente. disattenti difensive. Esatto, deve evitare di prendere sonno e di abbandonarsi appunto ai sonni del giusto Bassano. Questo 7-3 però diciamo, è indicativo. È chiaro che adesso Sandrigo deve prendersi dei rischi. Poi Grande fa la giocata cosa di Andrea Scucato, di Andrea Scucato, che ha fatto tutto giusto, a parte meno, la finalizzazione, la ma finalizzazione che è è stato mancata. un numero di alta scuola. Sì, e che dimostra che ha i concetti giusti. Gran parata di Dal Monte, anche Il sulla rigore poteva ribattuta dare qui, poteva esserci un rigore, non reclama nessuno, però è la rapidità di azione. E adesso c'è Barbieri che come esegue a menadito le consegne del babbo, cioè a rallentare i ritmi, cominciare a giocare anche se presto col cronometro, mancano 7 minuti, c'è poi un contrasto, adesso conterà anche i falli, è il 10° fallo, pallina persa banalmente e non ne approfitta. No, è stato bravo Dal Monte. Però è stato bravo, diciamo, Dal Monte, perché ha chiuso lo specchio Al Clodelli. da manuale a Clodelli. Dal Monte ha avuto un'espansione, ha sfruttato l'apertura alare dei braccia e corpo, e dicevo Fausto, man mano, non è una valutazione da fare domani visto che l'avevano anche già fatta qualche anno fa, ma pensare col tempo no? Tra qualche anno, qualora crescessero la stazza fisica dei portieri, di allargare le porte, però con molta cautela, perché io sono un tradizionalista indecoroso, lo ammetto, e mi piace tenere le norme come sono, e se anzi Loki decidesse di tenere il regolamento 3-4 anni, lo diciamo qualche settimana fa, per un po' di Baggio, tempo, grande numero, sfortunato Mattia Baggio che è appena entrato. Esatto, ha preso una traversa bel numero, piena, bel numero. No, Bassano dicevo, sta mostrando una buona condizione sì, tecnica generale. quello Stanno sì. lavorando molto sulle qualità di palleggio, Sì. e si vede. Anche perché Mattia Baggio, lo ricordiamo, viene da un infortunio che l'ha tolto fuori 2 partite, un taglio profondo al ginocchio che ha sì. richiesto 8 punti di sutura, e doveva essere il 7° uomo della squadra, dare respiro ai soliti noti, ed si è presentato Mattia Baggio subito con un palo pieno. Sì. 5-25. Buona la condizione tecnica Sì. generale della squadra. Hanno un sicuramente. buon controllo di palla, sono cresciuti tutti. Andrea Scucato, Victor Crespo sta facendo delle cose mirabili. Si sta candidando a dirci: dimenticatevi Marco Giulia. Questa è la cartolina di Victor Crespo, questo sì, che ha mandato stasera. Aveva tra l'altro un'eredità pesante sulle Poi sulle porte, se c'è un attimo di calma, volevo dire la mia. Esatto, no, ci tengo. No, Victor Crespo, pur avendo più anni di milizia agonistica, aveva un'eredità difficilissima da raccogliere, quella di Marco Giulia, e pensate un po', catalano anche lui, con degli anni in più, trovarsi a 27 anni, quasi 28, a dire devo non far rimpiangere un ragazzo di 21-22. No, del 94 mi Esatto, sembra Marca, quindi esatto, attenzione capitano Bassano. Panizza prova la girata, però su di lui rinviene bene il marcatore diretto. Intanto però Bassano ottiene quello che vuole, cioè fa scorrere il cronometro, 4-23 da giocare, 4 gol di vantaggio, e adesso è qua Sandrigo deve cercare di prendersi dei rischi, accelerare la conclusione. Proviamo nel frattempo Fausto a coinvolgerci sulla questione delle porte a 4-0-8. Tu come la vedi? Ma è molto semplice, per una questione economica, sì. Visto che questo è uno sport che ha dei problemi, chiaro, anche a livello, non solo a livello di paesi del cosiddetto terzo mondo, sul centesimo, è vero. Costruire delle porte nuove diventava difficile. È gravoso. E allora certo. la scelta è stata quella di inventarsi questa regola assurda di
di bloccare i limitare, portieri quando ci attenzione, sono rigori e punizioni di prima. Guarda, è tutta lì la spiegazione. Esatto. Ad un allargamento delle porte arriveremo con grande difficoltà. Ancora l'occasione per Mattia Baggio, che ha provato a colpire sul primo